Siamo in diretta dal media center di Energy On Air allo stand di Energy and Life con Marcello Fantini di Confindustria Verona, al quale vorremmo fare qualche domanda perché proprio Confindustria ha finanziato, ha creduto per primo alle reti di imprese, ha finanziato la prima rete di impresa nel settore di efficienza energetica a Verona e appunto come mai questa scelta? Questa scelta nasce da una storia, una tradizione di un territorio che è ricco di aziende che si occupano di climatizzazione e quindi di efficienza energetica. In più Verona, come Confindustria, si è sempre interessata alle aggregazioni di impresa e si è data prima un programma istituzionale creando il distretto della termomeccanica veneta, poi ha promosso la nascita delle reti di impresa perché queste reti di impresa erano la miglior forma per aggregare aziende che avessero un obiettivo comune. Quindi Verona è un territorio fertile dal punto di vista di reti di impresa. Verona è un territorio fertile, non a caso la rete che ci ospita è una delle prime nate in Italia, nasce perché c'era una aggregazione precedente che aveva presentato un progetto che prendeva il nome di Energy for Life e questo progetto ha fatto sì che le aziende che avevano creduto e che avevano anche riscontrato l'utilità di stare assieme volessero proseguire l'esperienza al di là degli eventuali contributi regionali. Quindi la rete di impresa Energy for Life, che adesso è cambiato Energy and Life perché è cresciuta e quindi non sono più 4 ma sono di più, è la dimostrazione pratica che quando c'è una politica industriale per l'aggregazione le aziende sanno rispondere.